Allora, siamo arrivati al professore, cosa ne dice? Siamo sempre sull'aspetto un po' politico, di quel che da cittadino, insomma dopo entreremo più su quello tecnico, però comunque è rilevante. Io posso dirle da che punto di vista cerco di mettermi, perché è inutile che mi aggiunga a militanze che in questa sede non è giusto neanche che io esibisca, faccio per dire. Io cerco di far tesoro dell'esperienza che mi sono fatto via nel tempo, ho visto più di qualche riforma progettata e poi attuata, e mi riferisco, poiché è stata citata più volte, quella in fondo più consistente, che è la riforma realizzata nel 2001. Ricordo che poi vi fu quella del 2005 sottoposta a referendum approvativo e che non passò, che era molto più diciamo ampia, ecco, toccava un numero rilevantissimo, molte più disposizioni di quelle che tocca la riforma attuale. Allora io affronto un po' queste questioni cercando di chiarirmi le idee man mano che il tempo passa, perché è necessario dialogare, sentire, leggere e via discorrendo, dicevo, alla luce dell'esperienza. E quell'esperienza che cosa è che mi dice? Che ciò di cui bisogna preoccuparsi sono le cose che in questo momento ti sfuggono, perché un conto è scrivere un testo, un conto è confrontare delle idee nel momento in cui dopo tu le traduci in un articolo, in un frammento di articolo, fai un inserimento e ipotizzi che la ragion d'essere sia la ragion d'essere A, che l'esito sia B. L'esperienza dice che la stessa, il giorno dopo che è entrata in vigore, posto di fronte al primo problema, ti si scombinano tutte le idee che prima avevi scritto magari a puntino e messo sulla carta. Se vuole dopo gli dico anche che cosa è accaduto. Quindi concretizzando un attimo. Quindi concretizzando è questo. Io non mi sentirei tanto sicuro oggi di dire qual è il significato di queste parole che sono state inserite nella Costituzione. Ma rilevano, perché no, l'esperienza insegna che il bello sarà da venire. Dopo eventualmente le dico quali sono le certezze che vale la pena di lasciar perdere, perché se sono certezze lo sono per il dilettante, non per chi sa di che cosa parla. Assolutamente, dopo le analizziamo. Zanetti. Ma guardi, io le rubo, dottoressa, 4 secondi per queste 4 righe di Enrico De Nicola, che era il messaggio del capo provvisorio dello Stato nel 15 luglio del 1946. Credo che qui si capisca molto. Dice: la Costituzione della Repubblica Italiana sarà certamente degna delle nostre gloriose tradizioni giuridiche, assicurerà alle generazioni future un regime di sana e forte democrazia, nel quale i diritti dei cittadini e i poteri dello Stato siano ugualmente garantiti, trarrà dal passato salutari insegnamenti, consacrerà per i rapporti economici e sociali i principi fondamentali che la legislazione ordinaria, attribuendo al lavoro il posto che gli spetta nella produzione e nella distribuzione della ricchezza nazionale, dovrà in seguito svolgere e disciplinare. Se lei legge queste 6 righe di De Nicola e legge i 49 articoli che andranno a essere modificati con la riforma di questa Costituzione, sarà difficile che sia fatta salva le 9 righe di De Nicola. E perché dico sarà difficile che sia fatta salva? Perché se l'obiettivo era quello di intervenire sulla, lunghezza rispetto all'emananda legislazione del potere esecutivo, che dovendo fare un doppio passaggio delle 2 Camere, spesso ha ritardato disposizioni di legge, anche se anche qui vorrei ricordarvi che ci sono 14 leggi che sono passate in un limite temporale che va da 7 giorni a 24 giorni, perché quando il governo in carica ha voluto accelerare su alcune norme, su alcune leggi, le ha approvate a prescindere che Camera e Senato si siano alle volte rimpallati, le cose le ha fatte senza nessun problema, quindi quella è la foglia di fico. Poi devo dire che io sono assolutamente d'accordo con quanto affermava l'avvocato. Tra gli articoli che mi hanno più fatto sorridere, ma onestamente non per scherno, proprio di amarezza, è un articolo 70 che qui nella Costituzione repubblicana sono 9 parole. Nella modifica dell'articolo 70, al di là dei bizantinismi, sono 6 pagine e mezza. E io vi invito a leggerlo, e se alla fine capite dove è stata la modifica, evidentemente io non ho la cultura necessaria per esserci arrivato. Ma al di là di questo, vede, se poi questo la colleghiamo alla questione della riforma della legge elettorale, io credo che abbiamo un grande problema.
che il problema più importante è questo, perché se questa riforma dovesse andare in porto, misurata, accompagnata dalla riforma elettorale già fatta, io credo che manchi quel bilanciamento dei poteri che i padri costituenti ritenevano necessari per salvaguardare tutta una serie di diritti in capo ovviamente ai cittadini. Ed è quello diventa un aspetto fondamentale. È quello, esattamente. Da ultimo, e poi ho già finito come primo passaggio, io credo questo. Io sono rimasto molto stupito, ma evidentemente è il segno dei tempi, che un ex Presidente della Repubblica emerito, poi sull'emerito io mi permetto di avere qualche perplessità, e il fatto che il Premier, il Presidente del Consiglio dica ai cittadini italiani di non esercitare il loro voto, io penso sia gravissimo, perché il voto è manifestazione di democrazia ed è manifestazione o di consenso o di dissenso. Uno poteva andare a votare no ieri nella fattispecie, ne aveva pienamente diritto, ma esercitava un diritto democratico. Mentre noi abbiamo paura della democrazia, preferiamo affidare al bello di turno, al bravo di turno, dove per bravo spesso insomma, no? Non sempre poi corrisponde una competenza, una capacità, di stravolgere assetti importanti del nostro sistema economico, nel caso di, ad esempio, le riforme del lavoro, e in altri casi, in altri ambiti. Quindi io penso il cittadino italiano delega. Il cittadino delega, italiano, quindi dove non guardi, capisce delega. Allora intanto cominciamo a dire no, che... ma dopo entriamo nel merito perché questo sarà interessante. Allora diciamo che io spero di non essere smentito, mi piacerebbe che magari un giorno andassimo a votare, visto e considerato che Monti non siamo andati a votare, Letta non siamo andati a votare, Renzi non siamo andati a votare, sono 3 Presidenti del Consiglio che di fatto... Si completa una legislatura fra si pochi mesi, completa una silenzio, legislatura senza io, che cioè noi andiamo a... Evidentemente tutto sommato c'è questa paura di andare a votare, ma io penso che se non avessero questa paura saremmo andati tranquillamente al voto. Non mi si racconti che la situazione economica era tale per cui non avremmo potuto andare al voto, perché all'epoca il debito pubblico era 1,2 in meno di quello che è adesso. Quindi non raccontiamoci storiacce. Ecco. La ciliegina del debito pubblico. Durante le europee però al voto ci siamo andati, in quell'occasione. Durante le europee al voto in quell'occasione ci siamo andati e il Partito Democratico ha preso il 41%. Ma era per l'Europa però, attenzione che diciamo che evidentemente un certo consenso che ha legittimato questo governo paragonare una competizione elettorale di carattere europeo con una competizione elettorale di carattere nazionale. Ma al di là di questo, ripeto, ritorno al fatto che se non altro c'è un aspetto positivo. È la Costituzione che state difendendo molto, che prevede che non ci sia un'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Per cui è inutile stare qua a fare i difensori delle parole originarie dei padri costituenti, per poi distorcere il senso della Costituzione quando fa comodo, perché questo è quello che lei ha appena fatto. Perché se vogliamo applicare la Costituzione senza fare strumentalizzazioni politiche, è evidente che il Presidente del Consiglio viene nominato dal Presidente della Repubblica. È in atto una modifica sostanziale della Costituzione. Ha parlato già abbastanza, mi dispiace. No, guardi che lei è la terza volta che interviene. Non avete un'idea proprio carina della democrazia. Avete un'idea straordinaria. Siete belli. Grazie. A me dispiace che un giovane coordinatore del segretario... Ho capito, però siamo in 6. Siete in 6, siete contrari alla Costituzione, perché capisco che siete contrari alla riforma costituzionale. Forse avrebbe senso lasciare insomma un po' di parità anche per poter rispondere alle critiche, in modo che chi a casa può capire insomma. Ma uno per volta, mi raccomando. Chiedete la parola, vi passo la parola a tutti. Ma stiamo entrando veramente nell'era della democrazia di Renzi. E cioè qua il voto c'è se va bene, se votiamo le europee vale il Parlamento nazionale, ai referendum non bisogna andare a votare, poi diventa positivo o negativo senza pensare magari a 15 milioni che sono andati a votare anche ieri. E mi stupisco e mi dispiace anche che lo faccia un bravo ragazzo, una persona giovane, un ragazzo giovane come Bressa, che stimo personalmente, ma veramente un bravo ragazzo. Mi pare che Renzi sta veramente annullando tutto. E anche come ha approvato questa Costituzione sta annullando tutto. Cioè il confronto democratico e gli eletti, e faceva bene a ricordare, Monti, Letta e Renzi sono 3 Presidenti del Consiglio non eletti, e poco conta che la Costituzione... Fammi finire, poco conta che la Costituzione indichi che il Presidente della Repubblica dà l'incarico. Gli italiani dal 94, quando votano, sapevano dal 94 chi veniva poi designato Presidente del Consiglio. Vinceva Berlusconi, lo faceva Berlusconi. Ha vinto Prodi, l'ha fatto Prodi. È solo adesso, con gli ultimi 3 Presidenti del Consiglio, che diventa una questione diversa. E gli italiani invece devono poter scegliere da chi essere governati. E siccome Renzi è così bravo, voteremo, mi auguro, prestissimo, e vedremo che Renzi prenderà il 60, il 70, l'80% dei voti. Io invece credo che se si va a votare Renzi va a casa,
perché di Renzi non ne può più nessuno, e credo che difendere il fatto che non si debba votare o paragonare, vogliamo parlare delle elezioni regionali? Del Veneto? Qua in Veneto Zaia sta detto col 50% dei voti, allora vale quel dato lì? Non funziona così, bisogna fare le elezioni, il Presidente del Consiglio viene scelto dagli italiani. Chiarissimo. No, guarda, siccome non siamo ancora in un sistema presidenzialistico, siamo in un sistema parlamentare, e è stato eletto questo Parlamento con 2 leggi diverse, una per il Senato e una per la Camera, noi le elezioni le abbiamo perse. Lo ammette addirittura Renzi che le elezioni le abbiamo perse, però avevamo un dovere, lo abbiamo esercitato con Monti, lo stiamo esercitando ora, e era quello di dare delle risposte riformistiche a questo Paese. Ora, piaccia o non piaccia, vuol dire, le riforme si stanno facendo, piaccia o non piaccia. Lo decideranno i cittadini. Ora, la credine che voi state mettendo su questa questione è noi stiamo facendo delle riforme che vanno nel senso di una coerenza fondamentale del patto che il Partito Democratico, a guida Renzi, ha fatto con gli italiani. Ha detto: porto avanti un'iniziativa sulla legge elettorale, su una modifica della legge elettorale, sulla modifica del bicameralismo. Io completo le riforme per quanto riguarda il sistema istituzionale con queste 2 grandi riforme che servono all'Italia, ma servono all'Italia non per fare le lotte tra di noi, ma per dare un'immagine all'Europa dell'Italia, perché siamo stati spesso additati fra gente che non sapeva, era ingovernabile, non riusciva a fare le leggi, non riusciva a dimostrare di essere all'altezza di fare delle riforme. Se c'è un po' di credibilità internazionale, l'abbiamo in questo momento. Si vede le risposte. L'abbiamo in questo momento. Ora, che tu voglia denigrarla, questa è un'altra questione, ma fa parte del gioco politico. No. Fa parte del gioco. Io credo che agli italiani il dovere, dobbiamo avere la saggezza democratica di dire: oggi noi poniamo di fronte ai nostri cittadini delle riforme, dei modelli di riforma che secondo il punto di vista del Partito Democratico. Certo. Dobbiamo tenere presente che questa riforma era partita anche con il consenso, perché siamo partiti dicendo: guardate che dobbiamo fare tutti insieme le riforme, le grandi riforme della Costituzione si fanno insieme. Si è incrinato quel rapporto, chi era maggioranza in quel momento ha deciso di proseguire nelle riforme, ancorché a maggioranza. Siamo in questo momento qua, una legge elettorale che dovrebbe, secondo me, darà governabilità, questo è il mio punto di vista, e una legge di riforma costituzionale che che secondo me dobbiamo leggerla da come l'hanno anche pensata i padri costituenti, differenzierà le funzioni della Camera e del Senato, delle autonomie e dei territori. Questa a me sembrano passaggi epocali. Io capisco che possa fare anche una certa, però sono dei passaggi che oggi li sottoponiamo ai cittadini. Io credo e mi auguro che il 16 ottobre ne vadano tanti a votare, andranno tante persone a votare, perché noi sottoponiamo un modello ed è coerente con la visione che ha il Partito Democratico, il Presidente del Consiglio, che si gioca le sue carte di fronte al popolo italiano. Il segretario del Partito Democratico, il Presidente del Consiglio è la stessa cosa, no? Allora, un attimo solo, Vidori, certo, il segretario del partito. Ciambetti, certo. Ma Vidori si trova qui come primo consigliere di indipendenza veneta e quindi già nel nome della nostra ragione sociale, così la mia posizione un po' originale rispetto alla maggior parte dei presenti, ovvero della Costituzione italiana. Noi abbiamo subito interpretazioni, ci siamo appoggiati ad alcuni articoli per individuare la nostra azione politica che, come dice il nome, ripeto, è indipendentismo, indipendenza del Veneto. La Costituzione che c'è attualmente in vigore è stata enfatizzata nel suo articolo 5 e quindi quello che è stato un progetto di legge, una legge regionale per indire un referendum per fare l'indipendenza del Veneto è stata bocciata dalla Corte Costituzionale. Noi però facciamo riferimento nella nostra azione per esempio all'articolo 10 della medesima Costituzione che dice che l'Italia si deve adeguare all'ordinamento internazionale.
Allora, come dire, in questa Costituzione gli indipendentisti trovano strumenti pro e trovano, altri trovano strumenti contro. Nella modifica voi vedreste dei problemi? Beh, nella modifica noi vediamo dei problemi non tanto per quanto riguarda la nostra attività di indipendentisti, ma per quanto riguarda la nostra vita da cittadini per il momento, ovvero è chiaro che per un indipendentista il centralismo che sottende queste modifiche della Costituzione sono la negazione dei nostri convincimenti politici. Certo è che sempre nella nostra modalità politica invece c'è l'invito alla partecipazione, quindi al referendum sicuramente noi inviteremo a partecipare e probabilmente inviteremo anche a non approvare a votare no sostanzialmente, ecco. Perché come diceva Bertolissi poco fa, il senso di equità, di equilibrio che richiede la Carta di una nazione io me lo ricordo dalle lezioni di educazione civica alle medie, quando veniva descritta quando ci descrivevano la nostra Costituzione e veniva enfatizzato il valore di questa Carta e dell'equilibrio che la Carta andava a garantire. Noi indipendentisti ci siamo accorti che la Costituzione può essere interpretata, è giustamente ben interpretata, ma prima di modificarla bisogna sicuramente pensarci molto bene. Allora, timori, titubanze, devo dare la parola anche al Presidente Ciambetti, poi facciamo di nuovo il giro a tutti quanti voi, pubblicità un attimo.